Una Genova verticale, una passeggiata, un percorso storico che ha ripercorso la nascita della Superba dal Medioevo al primo Novecento, a fare da cicerone Paolo Zerbini, giornalista e volto noto che ha affascinato in molti convenuti presso il Salone della città metropolitana. Perché venendo dal mare si vede questa Genova a 4 strati, c'è prima il Medioevo, poi sopra il Rinascimento, poi sopra l'Ottocento e poi sopra il Novecento, perché chiaramente è una città che si appoggia alla collina ed è bellissima perché ogni epoca ha la sua struttura, ha le sue cose, ha dei punti veramente straordinari. Genova allora, il mondo era molto piccolo, andava dalla Spagna alla Grecia, alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra. Allora Genova era il capo del mondo. Significativo come sempre l'apporto dell'associazione I Liguri nel mondo. Il discorso della Genova verticale nasce nel X secolo, nell'anno 1000, dal 1000 al 1400. Cosa è successo? Che tutte le famiglie genovesi, benestanti, che si arricchivano grazie ai traffici nel Medio Oriente, da tutte le parti, fino ad arrivare ad Andrea Doria e poi successivi, cosa facevano? Si costruivano la casetta, come la chiamo io. La casetta cos'era? Era una delle case nel centro storico, nelle zone limitrofe, fronte mare, perché avevano i traffici sul mare, con i torrioni, e quindi andavano in verticale. Questi torrioni arrivavano fino a 40 metri di altezza, finché poi, coi secoli, verso, non so, il 400, è cominciato il podestà di allora, eccetera, eccetera, ha cominciato a dire: ragazzi, qui questi torrioni, se cadono addosso alla gente, che comincia a essere numerosa, anche perché c'era turismo, c'erano gli schiavi che venivano importati, la gente che lavorava, che costruiva, se cade addosso alla gente le ammazza. E a questo punto queste torri, che inizialmente arrivavano a 40 metri, alcune ci sono ancora, le conosciamo, queste torri vennero dimezzate come altezza e arrivarono a 20 metri di altezza. E questo è il primo capitolo della Genova verticale. Genova è spettacolare, che sia verticale o orizzontale, in tutti i modi per me è sempre meravigliosa. Ho scritto la Genova percorrendola sugli autobus, poi c'è anche un racconto particolare di un autista quando c'erano i bigliettari, che era il papà di una mia amica, e c'è una vicenda vissuta molto toccante in tempo di guerra. Cercherò di fare per ogni momento storico dei pezzi adatti, diciamo, al periodo storico. Ma ho fatto una trascrizione di un brano molto famoso di Guillaume de Machaut, una chanson baladée, che è molto famosa perché era stata usata negli anni 70 per l'Almanacco del giorno dopo. E noi siamo il gruppo storico Sextum, abbiamo abiti di diverse epoche e oggi presenteremo un abito del 1100, che vedete lì, poi presenteremo 2 abiti del 1400, che sono qua dietro di me, un abito del 1840 e questo che indosso io che è un abito del 1910. Caproni, che è stato innamorato da Genova di diventare più genovese, malgrado che fosse un livornese, e dice: quando andrò in paradiso non voglio che una campana lunga sappia di tegola all'alba di acqua piovana. Quando mi sarò deciso d'andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo.